qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Buongiorno Italia e benvenuto in questa nuova puntata. Guarda che introduzione cordiale. Oggi le puntine del mondo ti porta a puntinare la fabbrica Pedavena, ossia l'antica birreria Pedavena a Pedavena, in provincia del Belluno, in Veneto. Ok? Avremo vicino a noi anche un'area camper attrezzata, ma da quel che leggo nelle recensioni è particolarmente piena di rom e trasandata, e quindi abbiamo detto anche no, insomma, ecco, noi siamo nel parcheggio gratuito, come puoi vedere è immenso, insomma c'è spazio veramente per tutti. Sei letteralmente di fronte alla fabbrica della birra Pedavena, la quale in parte ha la famosa birreria Pedavena, in parte o a fianco, era più carino dire a fianco, fa finta che godita a fianco, ok? Marco, io sono già arrivato qua a Pedavena perché sai che dovevo fare lavori all'area camper e ha voluto stare là fuori nel parcheggio in chill out e io mi sono preso avanti. Ascolta, per organizzarmi col discorso oscuranti, dormiamo qui questa notte a Pedavena oppure no? Stasera partiamo, andiamo dall'altra parte. Aspetta, mi rispondo da solo. Se siamo in birreria la sera è chiaro che non guidiamo ubriachi, ok, metto l'oscurante. Tua seconda risposta era quella giusta. Pour la vie, et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Serve birra. Che? A sirena? Per dirmi che è ora di mangiare? Porca miseria, che ne è sempre una. Ero lì tranquillo che facevo la van life quando mi veniva un mal di schiena di quei incredibili. Porca miseria, non capisco l'età. Però fa sempre scena, vara fusti di birra, vara che roba. E vara fusti di cima, guarda che roba, va. Vabbè, vediamo, vadi. Ah, che delusione. Sarà bello mettersi qua nella statale fermi a caricare. No, fermi qua. Allora, ogni volta che io trovo sto cartello comune amico del turismo itinerante, l'area camper a pagamento, con i amici è gratis. Cioè, a sto punto è meglio stare in coglioni ai comuni ora in teoria. Ah sì, c'è. La prima. È vero. Lo metto in camper. Che bello Le vedere fatture storiche. 16.000 Ho capito. Ah, del 28-10-68. ho capito. Cos'è sta roba? I vecchie lire? No, birreria Pedavena le scritte. Cioè, cosa avevi anche a valuta? Non riesco a capire ste robe. Un'antica bilancia, nome in latino Baanza. Guarda, Cesco. Guarda il chilometro d'epoca, tu sai?
Non hai problemi miei, ma grazie stesso, cioè che passa e anche a passare a sola. Cos'è sta roba? Per farsi la birra in casa? No, è un dado. Ah, pensavo che era birra e pensavo invece una specie di autogrill qua, con le corsie, tutte le robe bio, come Castello, cioè la stessa è della Pedavena, non riesco a capire, perché non capisco niente io. Che bello queste ceste da fare. E ripetere perché è il discorso che ho fatto prima che non capivo, adesso Marco come sempre ci svela l'arcano. La Pedavena aveva avuto dei problemi tempo fa e quindi l'hanno messa in liquidazione. L'ha comprata la Castello, che è un famoso beneficio di Udine, mi pare, la Castello. Sì, lo stabilimento a San Giorgio del Naro. E quindi hanno comprato la Pedavena lasciandogli a loro la possibilità di fare la loro linea di birre che hanno sempre avuto. Ah, tu capito? O se tratta di mangiare beva, noi altri siamo in tutto. Ah, eccoci arrivati, sì, tu mi fai vedere la corda, sì, e io ti faccio vedere la cassa di birra che ho preso, ognuno il suo. Caro CP, quanto bene voglio il CP. Non tutti i cani sanno che se aspettano 5 minuti che si raffreddano le pappe, non muoiono. Cioè, proprio l'ho visto su un Super Quark, che c'è un cane che aspetta 5 minuti e non muore. C'è una cosa, ma anch'io pensavo, cioè in 5 minuti uno muore di sicuro, e invece no, Amy, c'è una cosa pazzesca, guarda te la scienza a volte cosa non riesce a svelare, eh? Guarda invece che poetica che è la produzione serale del siero birraiolo. Da quant'è che non ci venivo? Non mi ricordo più niente io, guarda che bello murale sole gigante. Che esagerazione. Ha detto Marco che stasera suona una coppia. Tu capi Cesco? Com'era Marco che la coppia, cos'è che suonavano? Allora, era una coppia a suonare stasera. Sì, ma non penso che... Lei suona il piano e lui la tromba. Cazzo, è già pieno. Le puntine del mondo ti consiglia la mostarda con le patatine. No, non è vero, fa schifo, però vuoi provare sto potaccio. Oggi abbiamo Olfo che ti fa un tutorial su come entrare imbarazzati. Guarda com'è imbarazzatissimo, vedi? Come le scenette così a... Caro diario, quella sera Olfo mi prendeva in giro perché io mi sentivo oppresso dalla cameriera che mi guardava sempre, quindi mi sentivo in ansia e mi veniva sull'ansia, Dio caro. Non giustificata, cioè... Sì che è giustificata, Dio caro. No, se su io mangiare, no, se su io mangiare, se io bevo tassa me sta, Dio caro. No, no. No, sono i legamenti, le ginocchia. Via, via, zingari, andate via. Tutti quanti. Ti avevo detto che scoppiava il ketchup, eccolo là. Vieni con me a vedere l'arte impressionista. Ci ha fatto vedere, ci ha fatto... Usate un minuto di concentrazione. Questa è la grappa al fieno ed è buonissima, cioè quasi quasi diventa una cavara. Oh, insomma, tutti quanti, oh, guarda pa' cusina sto lampadario, non restaria bene a te. Dice people tonight, not people tonight. People tonight. Ok, no, aspetta che resti fra me e te. Sarebbe Beagles tonight. Difatti che... Ma che cazzo c'entra il Beagle, Dio caro? Perché?
Attimo nostalgico. Questa dovrebbe essere quella canzone degli anni 90, esatto, è questa, di quella ragazza, è una canzone molto romantica che non voleva l'uomo Con il cazzo piccolo, vabbè, con il pene piccolo, però vabbè. short dickman. Il concetto era quello e noi siamo cresciuti con questa poesia, altro che leopardi, voglio dire. Non sai che buon, cosa Parlava cazzo con sono, Olfo che c'è la cantante che ha le Quegli hamburger minigonne. del McDonald's. Lascia stare gli hamburger del No! McDonald's. Quegli hamburger del McDonald's, quelli dolci, quelli piccoli. Non stai ascoltando che No. parla sempre di roba da mangiare. Sento C'è parlare la- di figa, ma nella roba che sono io. Vabbè, c'è la cantante con le minigonne e le gambe aperte, ok? Tra una coscia e l'altra c'è l'ombra. I maccheron. C'è l'oscurità. I maccheron. E io gli ho detto, Olfo, pensa a te se la vita fosse in RAW, il formato delle macchine digitali, non il negativo. Tu con Photoshop puoi togliere le ombre e vedere tutto, no? Io ci vedo un maccheron alla Come nocciola. puoi vedere i maccheroni? Una nocciola, no che maccheroni, io ma un Maccheroni maccheron! che si Allora, volta! guarda, Che non no, sono ogni volta! Ascoltami Ascoltami un attimo! che non sono coerente ogni volta, che non è importante ogni volta, Ogni che volta che qualcuno si preoccupa per me. E fu l'ora che ci spararono fuori. Don't want no short dick man. 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 What in the world is that fucking thing? You need some fucking tweezers to put that little thing away. That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life. Get the fuck out of here.